Con Elena Govetto parliamo della partita di oggi. Il Vittorio Veneto ritrova la vittoria, tu ritrovi il campo ed è questa magari la cosa più importante. Sì, non giocavo da 3 settimane quasi. Sono contenta di essere rientrata, anche con un gol, insomma, positivo. E la partita di oggi personalmente non mi è dispiaciuta, forse abbiamo sbagliato qualcosina, i passaggi come sempre, insomma, un po' di potenza, magari un po' di grinta in più, un po' di cattiveria, quella non deve mancare mai e secondo me manca un po'. Possiamo dire che il Vittorio Veneto esce con l'umore più alto rispetto alle ultime 3 partite? Sicuramente sì, perché siamo uscite da alcune sconfitte che non dovevano starci, quindi dovevamo metterci un pochino più di testa. Oggi secondo me si è visto un pochino di concentrazione in più e insomma così. Silvia, rientri in squadra dopo il periodo in eccellenza con il Prata e oggi hai trovato il gol. Sì, ho ritrovato il gol, per fortuna sono contenta e è stato un gol che comunque ci ha dato tranquillità allo scadere e ci ha fatto vincere la partita in sicurezza. Sei partita dalla panchina, poi l'infortunio di Tomasi ha complicato un po' le cose al mister, però alla fine è andata bene. Sì, diciamo che mi ha chiamato in causa il mister senza così di botto e mi sono fatta trovare pronta. Mister, nel momento migliore dell'Isera il Vittorio Veneto trova il 2-0 e possiamo partire da qui? Sì, possiamo partire da qui, è stato un colpo importante perché la partita non si stava mettendo nel modo giusto e siamo partiti bene, abbiamo trovato l'1-0, abbiamo avuto delle buone azioni, abbiamo fatto delle buone azioni, poi abbiamo abbassato il baricentro di una quindicina di metri e abbiamo perso un po' di coraggio e ci hanno messo in difficoltà. Poi nel loro miglior momento abbiamo trovato noi il secondo gol e secondo me ha spaccato un pochettino la partita. Peccato aver perso di nuovo già da Tomasi. E questo è un infortunio che ormai sta diventando cronico e bisognerà valutare per bene il suo rientro. Secondo me bisogna aspettare un attimino di più. Oggi con la vittoria per fortuna il Vittorio Veneto riprende a correre, i punti sono 20, le partite alla fine sono ancora tante, c'è sempre comunque, come dici sempre, da lavorare. Allora, i punti sono 20, noi non guardiamo la classifica, la società chiede la crescita delle ragazze, secondo me abbiamo fatto un passo in avanti rispetto alla settimana scorsa, al di là del risultato, come mentalità, come atteggiamento. Dobbiamo lavorare per crescere, siamo solo all'inizio, abbiamo la possibilità di farlo con una classifica che ci dà un po' di tranquillità in più. Io vorrei un po' di mentalità anche in più, c'è tanto da lavorare sotto questo aspetto, anche perché oggi 2-0, partita in mano nostra, partita come si suol dire, da mettere in ghiaccio, e invece ci facciamo del male da sole perché abbassiamo il nostro baricentro, perché gestiamo male alcuni palloni, sbagliamo i fondamentali, sbagliamo gli stop, sbagliamo il passaggio e da lì è partito il calcio d'angolo dove loro hanno fatto un grandissimo gol, 2-1, tanto quanto il nostro gol dell'1-0 di Giada Tomasi, e lì abbiamo avuto paura. E anche magari sul finale, perché quel passaggio sulla corsia laterale ha permesso comunque per fortuna una super parata a Bonassi. Anche sul finale abbiamo concesso un pochettino troppo, è una partita dove dobbiamo renderci conto che va portata a casa e quindi bisogna essere, magari ogni tanto capire che bisogna essere un po' meno belli ma più concreti. E quindi ci sono situazioni dove non ci possiamo permettere di gestire il pallone, di giocare il pallone, si mette palla alta, si alza di 20 metri la squadra e si viene a mettere pressione sulla loro metà campo. Molto probabilmente non siamo ancora pronte, quindi ci dobbiamo lavorare su, dobbiamo crescere. Di buono che abbiamo cambiato il trend delle ultime settimane, oggi portiamo a casa i 3 punti, secondo me meritatamente, senza nulla togliere all'Isera, che magari
dal loro punto di vista avrebbero meritato qualcosina di più, però questo è il calcio. Hai le occasioni, hai concretizzato, hai fatto 3 gol. Secondo me abbiamo sofferto un pochettino troppo, però ci teniamo buoni 3 punti e ci servono per lavorare queste 2 settimane. Adesso domenica prossima c'è Pasqua, quindi abbiamo pausa, abbiamo 2 settimane di lavoro per poter preparare la prossima partita, che è fondamentale per il nostro percorso di crescita. Siamo con il presidente dell'Isera. Allora presidente, intanto complimenti per la nomina a consiglio di Serie C del girone B. Cosa ci può dire? Posso dire che sono contento di poter, assieme a Matteo, poter rappresentare le società del girone B in consulta. La consulta è nata per dare un aiuto al Dipartimento femminile nelle scelte, sarà sicuramente in maniera doverosa, in maniera costruttiva, perché le problematiche, visto coronavirus e altro, sono enormi, ma lavorando tutti insieme in maniera coordinata e con il Presidente Sibiglia riusciremo sicuramente a migliorare la situazione. Venendo oggi, una partita difficile anche oggi contro il Vittorio Veneto, dopo quella purtroppo con le Torri dove non vi ha visto vittoriose. La situazione comunque rimane tale per quanto riguarda la zona rossa, diciamo così. Un suo parere, presidente? Allora, domenica abbiamo preso un gol dopo 5 minuti, abbiamo spento la luce. Oggi invece la partita l'abbiamo persa 3-1, abbiamo perso contro una bella squadra, tra l'altro una squadra amica, ma è stata una gran bella partita, abbiamo creato anche diverse occasioni e io sono molto contento della partita delle mie ragazze di oggi. Dopodiché non è con Vittorio Veneto o la prossima partita che andiamo col Cortefranca che noi dobbiamo fare i punti, però la prestazione di oggi mi lascia molto soddisfatto, sono contento delle mie ragazze di oggi. Peccato, l'unico magari peccato è aver preso il 2-0 nel momento migliore del primo tempo. Ma sì, ma è lo stesso, allora sì è vero, però lo stesso una partita è una partita e abbiamo avuto delle occasioni che non siamo riusciti a sfruttare, perciò questo diciamo è colpa nostra. Voglio dire, Vittorio Veneto ha fatto una sua bella grande partita, anche il Vittorio Veneto, perciò sempre onore agli avversari e pazienza, insomma l'importante è guardare che siamo riusciti a voltare pagina e a avere un approccio diverso nella partita, che questo era quello che volevo. Allora in bocca al lupo presidente per il finale di stagione e anche dal Vittorio Veneto. In bocca al lupo anche al Vittorio Veneto e a tutti voi, sperando che vada bene anche a livello sanitario per tutti quanti, e un saluto a tutta la cittadina di Vittorio Veneto.